Good morning. Oggi mangeremo Today we will eat fillets of sard per in preparare warbler. questo piatto abbiamo preso We queste need the fette following ingredients: delle sardine, fresh sardine fishes, del pangrattato, grated bread, zucchero, aglio, sugar, sale, olio di garlic, acciuga, succo di salt, limone, fillets of uvetta, anchovy, olio d'oliva, lemon, alluminio, prezzemolo, raisin, basilico e pinoli. olive oil, laurel, parsley, Andiamo alla basil, preparazione del piatto. pine seeds. Let's start the preparation of the dish. Let's take the ingredients and put in a mixer. Let's begin with grated bread, a clove of garlic, 3 or 4 small spoons of sugar, a small spoon of salt, Andiamo a prendere i nostri 3 ingredienti or 4 e li fillets andiamo of a mettere anchovy, in un mixer pine seeds, some raisins, dal pangrattato. basil, laurel, parsley. Let's put in the mixer and let's whip about a minute. Now the filling is ready. Let's put everything in the bowl. Let's prepare the sardinia. We take some sardine. We clean and leave the fish bone and then we prepare fillets. Now we take the fillet and we fill it with the fingertips. Let's press very well the filling, so the filling will be impacted very well. Let's lay down it for some time. Let's roll the sardine in this way. We will take a toothpick and we will stick and block it. And in case we will add some dough. Now we put it in a pan and we put it in the oven at 180 degrees for about 15 minutes. At this point our dish is ready. Let's take out of the oven and let's serve. Chiudiamo il nostro The mixer warbler takes its own name from a bird eating figs, per un minuto. and these sarg remember the form of figs whose this bird has eaten. The dish is ready. Mentre tutto nella nostra ciotola questo è il nostro ripieno. Andiamo a preparare la sardina. Si prendono delle sardine, vengono pulite, deliscate e quindi filettate. Andiamo a prendere il nostro filetto e lo andiamo a farcire. Con la punta delle dita stringiamo per bene un po' del nostro ripieno affinché si impasti un pochino. Lo adagiamo all'interno e arrotoliamo la nostra sardina. In questo modo prenderemo uno stuzzicadenti, infilzeremo, blocchiamo e eventualmente aggiungiamo sui lati ancora un pochino. A questo punto mettiamo in una pirofila e diamo 15 minuti a 180 gradi in forno. A questo punto il nostro piatto è pronto. Andiamo a sfornare. Andiamo a impiattare. Osazio non crede all'oddio no, per troppo vento lo vascello sferra, per la gran breve lo malato sparra, passai consigli si perdi la guerra e per tanti giudizi si sgarra e lauda lo mare e tiene dalla terra.
prima che si sparla, per chi ha in tesoriera la mia terra, può fare le cose giuste, mai le sgarra. A ciancere figliuzza che ci cavi, il nome particolare beccafico di questo piatto lo prende da un uccello che si nutre di fichi. Infatti questo uccello si chiama beccafico e di conseguenza vedremo che la forma di queste sarde è esattamente la forma di un fico di cui lui si è nutrito. A questo punto il piatto è pronto, buon appetito!